Salve a tutti, ben ritrovati a Di Arte, sono ancora in compagnia di Andrea Ferrari. Ciao Andrea. Ciao. Allora Andrea, ieri ci siamo lasciati con un discorso che vorrei riprendere, se per te va bene, ovvero quello della mancata formazione, perché di fatto tu non hai avuto una formazione, non hai studiato in accademia, non hai avuto una formazione teorica, ma ti sei affiancato a quelli che potresti considerare come dei maestri, che comunque ti hanno un po' confidato i segreti del mestiere. Diciamo che mi hanno dato le prime dritte per capire un po' come utilizzare la macchina. Poi, ribadisco, sono comunque stati degli input, perché poi ho sviluppato tutto a modo mio, perché purtroppo è anche un difetto che ho, se vogliamo, cioè che ascolto poco gli altri, faccio molto testa mia, cioè non è che non li ascolto, però ti piace sperimentare da te le tue adattare le cose perché le sento più mie. Certo. Cioè se devo fare una cosa che mi dice una persona in un certo modo come la dice lui, faccio fatica a farla bene, perché preferisco, partendo da quella base, poi sviluppare quello che è il mio pensiero, il mio modo di vedere le cose. Quindi secondo te si impara più, nello specifico per la fotografia, si impara di più praticandola o studiando le varie combinazioni dei vari valori, o provando e facendo e commettendo anche errori? Secondo me la cosa fondamentale è intanto essere critici, avere un'autocritica veramente a livelli improponibili, e poi lavorare, cioè sperimentare, avendo però degli obiettivi, cioè io so che voglio ottenere quello, ok, allora intanto ci penso come si può ottenere, magari provo a chiedere in giro se qualcuno che è più esperienza di me mi può dare delle indicazioni, ok, prese le indicazioni, ho il mio progetto, ho diciamo le basi, poi provo. E cerco di essere un po' critico, perché ovviamente in senso però intelligente, perché se uno poi si butta addosso solo delle critiche insomma senza senso, bisogna secondo me stare lì, guardare la cosa, studiarla, capirla e poi capire dove si è sbagliato e perché e cosa si può migliorare, e quindi cercare di costruire qualcosa partendo però dagli errori, perché ovviamente, come sappiamo tutti, una casa se non hai le fondamenta non la tiri su, o la tiri su ma dopo un po' ti cade. Certo. Quindi è sicuramente importante avere qualche base e poi dopo sviluppi tu, diciamo, la tua idea però su queste basi. E questo per quanto riguarda la pratica e quindi la tecnica. Storicamente, nel senso criticamente, richiamando un po', diciamo, facciamo delle citazioni, richiamando un po' il desiderio ontologico di Roland Barthes di conoscere veramente ontologicamente cosa fosse la fotografia. Cos'è secondo te la fotografia? Come si differenzia dalla pittura? Come si relaziona all'arte? Beh, partendo dal presupposto che io di pittura non mi intendo più di tanto, cioè amo guardare i dipinti, diciamo quelli più classici, quelli quindi che hanno dei soggetti reali, dipinti in maniera un po' classica se vogliamo, quindi non amo molto, diciamo, quella che è l'arte contemporanea, perché non riesco a darle un senso, poi magari ce l'ha, ma non ci riesco, e quindi non riesco a dargli un senso. Per quello che riguarda invece la fotografia... Ed è lo stesso motivo per cui non ami la fotografia digitale? Ma no, cioè perché la possono fare tutti? No, non è tanto per questo, cioè perché magari esistono delle foto fatte in digitale che sono esteticamente belle, tecnicamente belle, ma non sempre, ormai sono tanti anni che guardo le foto anche degli altri e non riesco a trovare altro oltre che l'immagine, perché forse anche per la scelta dei soggetti. Perché cosa cerca Andrea Ferrari oltre all'immagine? Io realizzo un'immagine in base a un progetto che ho, cioè io non parto dall'immagine per trovargli un senso, io parto da un progetto e poi da lì sviluppo
una serie di fotografie che possano, diciamo, rappresentare quello che è il progetto che io ho in mente. Ok, ti fermo subito e arriviamo ad un progetto, uno dei progetti importanti, perché tu in realtà, come detto anche adesso, cerchi un valore narrativo della fotografia, sì. Cioè la fotografia non è soltanto qualcosa, correggimi sempre se sbaglio, sì, perché no, cerco di interpretare un tuo pensiero ovviamente, la fotografia non è soltanto imprimere in uno scatto il momento, quel momento unico, e poi vedremo nelle altre puntate in che senso unico, ma la fotografia è anche raccontare qualcosa, quindi attraverso un'immagine narrare una storia. Questo viene ancora meglio, risulta ancora più facile, unendo insieme e quindi sviluppando un progetto fotografico dove ad una fotografia, ad un'immagine ne segue un'altra, sì, che continui, sviluppi, sì, e approfondisca quella precedente, esatto, creando una storia, per dirla molto, sì, così in maniera informale, creando proprio una narrazione. Esatto, esatto. Uno dei tuoi progetti molto importanti, che sono 3 dei progetti fotografici che tu hai prodotto grazie alla tua casa editrice, si chiama Heli, sì, che è proprio la sintesi di quanto sto dicendo, esatto, giusto? È una storia. Io sono... E qui vediamo le immagini che sì, scorrono. Questa è la copertina, fatto con un rullino Fuji Sense 50 ISO, quindi molto particolare. Tutto il resto invece è fatto con... Particolare perché? Particolare perché è un rullino che ha bisogno di molta luce, che ha una grana molto fine, quindi può dare effetti molto belli se esposto bene, perché se esposto male fa veramente schifo. Che storia è questa? Questa è la storia di questa ragazza che gira, quindi vaga all'interno di Modena, qua siamo ai Giardini Ducali, quindi è una storia di una ragazza normale come tutte le altre, che all'interno, diciamo, di Modena vive la sua vita come tutte le persone, quindi legge, va al parco, si svaga un po', raccoglie i fiori, quindi è una cosa abbastanza, tra virgolette, banale. Però in questa storia questo è funzionale al fatto che poi dopo deve incontrare una persona, no? Infatti dopo vedremo nelle foto successive che c'è quindi qua abbiamo l'attesa, perché poi c'è l'incontro con una persona, o forse 2, non lo sappiamo. Infatti vediamo che qua, appoggiata sempre a questo palo all'interno dei Giardini Ducali, guarda l'orologio e guarda lontano, in attesa di vedere la persona che sta aspettando. All'interno, diciamo, di questo libro incontrerà una persona, forse 2, chi lo sa, bisognerà scoprirlo, ma non lo si scoprirà poi mai, perché alla fine non si vedrà mai la persona che lei sta incontrando, perché come in questo caso qua non si vede benissimo perché è la foto, ma è seduta in questo bar dove ha lei un caffè e di fronte a lei c'è comunque un altro caffè, ma la sedia è vuota. Quindi chi sta incontrando? Un uomo, una donna? Chi? Non si sa. Qua cosa c'è? Non c'è niente, perché prima c'era lei, dietro chi c'era? Un'altra persona? O forse è perché c'è il vuoto? Qua in un altro ambiente che guarda fuori, quindi è in attesa di un'altra persona, oppure sta soltanto aspettando che la persona con la quale è già insieme sta prendendo da bere un'altra volta. Quindi la macchina fotografica, lo strumento fotografico assume protagonismo, nel senso che tu mi dicevi c'è qualcuno che la guarda, quindi questa soggettiva, sì, diciamo, quella potrebbe essere una soggettiva di qualcuno. Sì, e qua infatti io con questo libro, perché fondamentalmente è un libro nel quale io chiedo alle persone di scrivere la loro storia, cioè interagire con me. Non voglio che le persone mi dicano sono bello, sono brutto, non mi interessa, io faccio le foto perché piacciono a me, spero ti piacciono, se non mi piacciono... Come nasce un progetto? Da un'idea che mi viene in mente. E come lo sviluppi? Cioè, raccontami proprio, quando l'idea ti viene in mente, quali sono gli step per cui tu realizzi il tuo progetto mi viene in mente un'idea, la sviluppo prima su carta, mi scrivo proprio una sceneggiatura, proprio a mano, e poi la adatto. Come ho sempre detto, a me interessa molto andare
un po' oltre l'immagine in sé. E quindi in questo caso ho cercato di creare qualcosa che rimanesse in sospeso, cioè una storia che la si vede, perché sono delle foto che narrano una storia, ma quello che io chiedo alle persone è di interagire e creare la loro storia psicologica di questa persona, cioè cosa sta facendo, perché è lì. E tu dai delle indicazioni registiche ai tuoi soggetti? No, assolutamente no, cioè io lascio le persone libere di agire come vogliono, un po' come il free jazz, no? Dove c'è pure improvvisazione, però do una base, cioè do la mia idea, do le mie fondamenta, poi non ci costruisce sopra la casa che vuole. Guardando queste immagini, e poi vedremo nelle prossime puntate gli altri progetti e gli altri libri, perché ricordiamo adesso li abbiamo visti in video, ma sono dei libri, è tutto materiale cartaceo. Sono libri che sono disponibili. Allora, Eli è un pezzo unico, è nato per lo scopo, cioè per andare nelle gallerie d'arte fondamentalmente, perché è un pezzo solo e si compra con le 21 stampe delle 21 foto. Sì. Quindi ci vuole anche dello spazio per comprare, e anche diciamo una buona disponibilità economica, perché costa un sacco di soldi. Però sono disponibili anche in formato ebook, quindi negli iBook Store di Apple. Infatti è dove riesco ad avere anche un pochino più di successo, perché riesco ad andare comunque un po' oltre diciamo, i confini italiani, dove trovo più, diciamo, più interesse da questo punto di vista. Dicevo, guardando queste immagini mi viene un po' da pensare al ritorno, ormai forse abbandonato, passami il termine, intendo il senso letterale proprio, del fotoromanzo. Sì, sì, in questo caso sì, il fotoromanzo era più proprio una storia narrata tramite le foto, quindi che uno poi la percepiva, non poteva poi crearci sopra qualcosa. L'unica cosa che manca è il testo, ma è facilmente deducibile, nel senso facilmente dipende tutto dall'immaginazione, ma si potrebbe assimilare. Nel fotoromanzo ci sono più soggetti, qua ce n'è solo uno. E quindi, hai mai pensato ad un progetto che coinvolgesse più soggetti? Più soggetti, quindi che interagissero all'interno delle foto? No, sinceramente no. Perché non ti interessa o perché non ci hai mai pensato? No, perché non mi è venuto, non ho avuto l'esigenza, perché non lo so, forse mi verrà più avanti questa esigenza, ma è una cosa che non mi è nata dal nulla come le altre cose. Cioè, fondamentalmente quando faccio una cosa non è che, cioè, la sviluppo perché mi è venuto in mente così, a caso. Certo. Allora, è sempre soffermandomi appunto su questo, su quanto abbiamo visto. Ovviamente mi viene da pensare c'è tutta una progettazione dietro quello che poi è il prodotto finale, che è la foto, ma in questo caso il libro, no? Sì. La narrazione vera e propria. Per cui la fotografia non è il prodotto, il risultato, ma è uno strumento. È uno strumento per sviluppare altre cose. È un insieme di step che hanno a che fare poi alla fine come il cinema, come il teatro, dove per teatro non si intende soltanto il prodotto finale, lo spettacolo, ma si intende una serie di elementi che si combinano insieme, dalle prove alle luci, ai costumi, no? Una serie di elementi extratestuali. Come il cinema, no? Quali sono gli step invece che il fotografo segue nel raggiungimento del prodotto finale, che è la foto servita? Ognuno in base al tipo di fotografia che fa ha i suoi step. Cioè io fondamentalmente, come ho detto prima, parto da un progetto o da un'esigenza che io ho, e poi con i miei mezzi li sviluppo, quindi parto con il bisogno di capire come la luce interagisce con il rullino, e allora faccio una serie di, come quella foto, sviluppo il tuo progetto. E questo ne è una prova, quello che abbiamo visto ne è una prova. Domani avremo un'altra prova ad un altro progetto. Ti saluto qui in questo momento, ti rimando a domani. Anche a voi, mi raccomando, seguiteci domani, sempre con Andrea Ferrari e sempre a Di Arte. Ciao a tutti!